password on this computer. E poi fai more, come ieri abbiamo fatto 5 o 6 volte. Sì, Ricordati poi di mettere il adesso titolo. vado, aspetta un attimo, adesso devo andare, sono in more, live on Facebook, giusto? Sì. Vado, ragazzi? Ci siamo tutti? Sì, Bene, ciao, a dopo, a subito, via. sì, poi vado col video, eh. Buonasera. Aspetta un secondo, aspetta. Sì, no, perché non ho Allora, capito condividi bene. su una pagina, ok? Avanti. Aspetta, aspettate un attimo che sta preparando. Ditemi se ci siamo su Facebook, per favore. Adesso vado e trasmetto, ditemelo, Si sta connettendo. Ci siamo? No, Sony, no. Ci siamo, buonasera. Io vedo che siamo su Facebook. Mi dite che vedete anche voi? Sì? Sì, buonasera. Proviamo a partire. Sì, Benvenuti a benissimo. tutti. Ci Bene, siamo. bene. Buonasera, stavolta ce l'abbiamo fatta. Chi ci ha visto la volta scorsa forse poi ci ha seguito su YouTube con la Certo. registrazione, invece questa sera siamo in diretta qui su Facebook dalla pagina Endometriosi Friuli Venezia Giulia. Benvenuti all'incontro dal titolo assai ostico, ma ora vi spiegheremo bene di cosa parliamo. Il titolo, come avrete visto, la parola chiave per le patologie croniche tra specialisti è la multidisciplinarità. Dunque, che cosa significa questo? Significa che se ne stiamo parlando, intanto è un tema non così chiaro. Forse non è così ovvio che occorra la multidisciplinarità, quindi è il caso di parlarne, nel senso che quando si parla di malattie complesse come per esempio l'endometriosi, siamo qui in particolare per questo, occorre, è importante, bisogna lavorare affinché questo succeda, che ci sia multidisciplinarietà. Io sono una giornalista, mi chiamo Barbara Racchetti, seguo l'associazione Sonia Manente, la presidente da diverso tempo. Ciao Sonia. Ciao, ciao, ciao a tutti, buonasera a tutti. Grazie di essere qui, grazie. Grazie Sonia, grazie anche a me per l'invito, è un onore essere qui tra di voi e con questi nostri illustri ospiti che vado a presentarvi. Ci tengo a fare in modo che il nostro incontro sia comprensibile a tutti, che non sia quindi un convegno per specialisti, ma invito i nostri esperti a essere il più chiari e semplici possibili. Do quindi il benvenuto al dottor Edoardo Stardo, che è responsabile di neurourologia e malattie rare urologiche all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone. Buonasera, dottor Stardo. Buonasera. Buonasera. Sarà un piacere starlo ad ascoltare, anche perché ci parlerà di dolore viscerale. Io per esempio non conosco davvero la materia, non ne avevo mai sentito parlare. Si parla di dolore cronico, si parla di dolore muscolotensivo. Il dolore viscerale io non lo conoscevo, quindi seguiremo penso tutti con molta attenzione. E do il benvenuto al dottor Andrea Celia, specialista in medicina fisica e riabilitativa e dirigente medico presso la struttura complessa di riabilitazione sempre dell'ospedale Santa Maria dell'Angeli di Pordenone, quindi siete colleghi, è corretto? Sì. Dottore, io la sento male, voi lo sentite bene, dottor Celia? Sì, io ti sento benissimo. Ok, io mi spiace, lo sento male, spero che la cosa si risolva.
No, è Io non bello. lo sento, no? Infatti. Dicevo, magari poi nel frattempo riusciamo a risolvere, meno male che siete colleghi, evidentemente questa multidisciplinarità, almeno a pezzettini, esiste. Il dottor Celia ci parlerà invece del dolore muscolare, che è il dolore che interessa l'area pelvica. Questi temi sono prevalentemente di interesse femminile, ma non solo, perché quando si tratta di patologie complesse sono chiamati in causa anche i signori uomini, e noi ci teniamo anche a parlare agli uomini, come nell'incontro precedente. Se non l'avete visto, parlavamo di sessualità, e quindi era un invito anche ai partner e ai compagni a essere presenti e a sapere qualcosa di più della salute delle loro compagne, che si riverbera poi anche nella coppia e nelle relazioni sociali. A questo punto saluto anche velocissimamente Rossella e Agata, che sono due volontarie con noi che supportano Ciao. con forza l'associazione. Benvenute. Grazie. E mandiamo allora a Sonia il breve video di saluti del dottor Napoli, presidente di Federsanità ANCI Friuli Venezia Giulia, tra i fondatori di Federsanità ANCI, che ci teneva a essere presente ma non è potuto essere con noi, e quindi ci manda questo saluto. Vediamo se riusciamo a esatto. partire. Proviamo, dai. Parte, Sonia? Sì. Ti risulta? Ok, ancora un attimo e ci siamo. Vediamo il dottor Napoli che cosa ci deve dire, ci aspettiamo da lui qualcosa di interessante sulla multidisciplinarità, vediamo se ce la facciamo. Niente, Sonia, non va? Io non lo vedo, voi lo vedete? Forse non riusciamo a farlo partire il video, Sonia. No, io l'ho fatto partire. Ah, eccolo. Ci siamo? Le signore dicono che non lo sentono, Sonia, magari poi lo... Bene, ecco qua. L'importante è che sia rimasto in registrazione, quindi più di così non era possibile aumentare il video, ok? Solo che poi ci abbiamo parlato sopra, pazienza. Il dottor Napoli è sempre un benvenuto e ci accoglie sempre nella sua casa. Sì, e sempre sostiene sempre le nostre iniziative, sia a livello regionale che nazionale. Grazie. Vai Barbara, tutto tuo. Bene, allora, se siete d'accordo... Sonia, sei come indifferita? Penso? Dimmi. Sei indifferita? Io sento il tuo parlato. Può essere che arrivi più tardi. Allora, andiamo avanti con lo Stardo, forza. Scusate, dottor Ostardo, vuole allora dirci l'importanza della multidisciplinarità, che cosa significa lavorare in equipe per una paziente? Volentieri, io mi permetto di condividere subito questa presentazione. A Sonia o Joshua il compito di farla. Scusate,
farla vedere. Vuole allora dirci l'importanza della multidisciplinarità, che cosa significa lavorare in equipe per una paziente? Volentieri, io mi permetto di condividere subito questa presentazione. Joshua ha il compito di... Riusciamo a vederlo? No. Abbiamo qualche problema. Barbara, per favore, potresti togliere l'audio di Facebook? Ah, ok, fantastico, Stardo. Perché se no mandi in differita per forza. Ok? Scusate, sì. È visibile adesso? Benissimo. Bene. Allora, posso iniziare? Con Sì, 18-11 minuti. Via! Sull'argomento dell'endometriosi, il ruolo dell'urologo parte dalla BC. Dalla BC che significa un anomalo controllo della vescica. È proprio un elemento di base per come ci sia il coinvolgimento del basso apparato urinario in una patologia ginecologica. E bisogna peraltro considerare che tutto ciò parte da sintomi clinici del basso apparato urinario che vengono suddivisi nella fase di riempimento, nella fase di svuotamento o come sintomi post-minzionali che devono essere analizzati, interpretati e correttamente inquadrati per arrivare alla diagnosi. Il dolore in questo caso è l'elemento che contraddistingue la problematica a livello del basso apparato urinario e lo possiamo trovare presente nella fase di riempimento come dolore vescicale, dolore propriocettivo riferito alla zona del basso ventre, all'area sovrapubica, ma lo possiamo anche considerare come al termine della minzione nel tenesmo vescicale, cioè una sensazione molto spiacevole di dover ricominciare lo svuotamento pur avendo concluso la minzione, oppure ancora per la parte relativa al dolore durante il flusso in uscita, durante la minzione, che noi chiamiamo stranguria. Questo per definire appunto una terminologia che deve poi appunto essere inquadrata in alcune condizioni disfunzionali che si correlano alla malattia dell'endometriosi. Queste categorie poi devono essere ben definite dal punto di vista funzionale e noi le riconosciamo come vescica iperattiva, una condizione particolare caratterizzata da minzione frequente, minzione notturna, l'urgenza di una minzione imperiosa e anche l'incontinenza urinaria. All'estremo opposto abbiamo le condizioni ritenzioniste, dove la minzione è abolita, ad esempio, come funzione, e il dolore pelvico a sé stante che ha delle connotazioni di cui adesso vi dirò. Sulla vescica iperattiva non voglio soffermarmi perché è un capitolo di argomenti a sé stanti che richiedono un inquadramento completo. Sul discorso invece della ritenzione urinaria, due parole vanno spese perché è una condizione purtroppo abbastanza frequente nelle donne che vengono sottoposte alla chirurgia demolitiva pelvica di carattere ginecologico ma anche coloproctologico o urologico. E questo soprattutto per una condizione di denervazione dei fasci nervosi del sistema nervoso vegetativo, del sistema nervoso centrale periferico, che comporta la perdita della contrattilità della vescica, la scomparsa della sensibilità vescicale e quindi a una condizione di mancato svuotamento del viscere. E questo è in relazione stretta con questa chirurgia demolitiva, soprattutto grazie anche all'avanzamento delle tecniche chirurgiche laparoscopiche, ma nello stesso tempo anche per l'affinamento di procedure chirurgiche che hanno un intento nerve sparing, cioè di risparmio dell'innervazione periferica dell'area pelvica e del pavimento pelvico.
Aspetti, dottore, cerchiamo di tradurre, quindi che cosa stiamo dicendo in particolare? Che noi stiamo parlando sì. di due condizioni che sono collaterali all'endometriosi. Due aspetti collaterali che devono essere tenuti presenti perché non sono così poi scontati. Devo arrivare, questa era solo la premessa per arrivare al concetto di una particolare complessità dell'innervazione dell'area pelvica e sacrale, del pavimento pelvico, ma anche dell'area viscerale, vescica e uretra, attraverso questa rete nervosa che facilmente può essere interessata e coinvolta o dalla malattia come endometriosi stessa o dagli esiti chirurgici che vengono applicati per la eradicazione della malattia dei focolai endometriosici nell'area pelvica. Per arrivare poi ecco, all'argomento più importante di questa relazione, che riguarda le sindromi dolorose. Il dolore a livello pelvico e a livello viscerale ha le caratteristiche sindromiche, cioè si associa a manifestazioni di sintomi che sono quelli che ho citato prima, sintomi della fase di riempimento, sintomi della fase di svuotamento. Qui la società mondiale di riferimento, l'International Continence Society, ha come dire, distinto queste sindromi in senso topografico per il dolore della vescica, il dolore dell'uretra, il dolore a livello vulvare, a livello vaginale, tenendo presente anche la condizione maschile, la condizione dolorosa nel maschio, oppure le condizioni di dolore muscolare di cui il dottor Celia dopo ci dirà. Ecco, quindi qui abbiamo una specie di mappatura, scusi, abbiamo una specie di mappatura del dolore in cui le persone si possono riconoscere, ed è quindi un invito anche ai medici: attenzione, quando c'è questo dolore è di per sé una patologia, non è necessariamente collegato ad altre malattie, o sbaglio, è di per sé una patologia. È giusto, ecco, bisogna considerare la patologia con tutto quello che essa comporta, cioè condizioni preesistenti, condizioni patologiche ovviamente concomitanti, e quella definizione topografica deve essere tenuta presente dal medico specialista o dai vari specialisti per scopi diagnostici, ma soprattutto per scopi terapeutici, è evidente. Tenendo presente che le cause di dolore pelvico cronico, della cronicizzazione di questa malattia, sono molteplici, riguardano, come vedete qua dallo schema, su cui non mi soffermo, categorie di malattie nell'ambito urologico, nell'ambito gastrointestinale, nel sistema genitale femminile, ed è evidenziata ovviamente l'endometriosi, ma anche disordini neurologici e muscoloscheletrici o anche di ordine psicologico o psichiatrico, con sintomi che devono essere poi definiti sulla base della caratteristica con cui si presenta a noi il paziente. La malattia vescicale, mi concentrerò soprattutto sul dolore vescicale. PBS è un acronimo che sta per Painful Bladder Syndrome, cioè sindrome del dolore vescicale o della vescica dolorosa, altrimenti nota con la definizione di cistite interstiziale. Una patologia che va identificata e sospettata, ma quando si presenta un malato con un diario minzionale che riporta una frequenza minzionale così importante, con cadenza di ogni 20 minuti, ogni 30 minuti, con un dolore parossistico, una patologia dolorosa della vescica va sospettata, con dei criteri internazionali definiti dall'NIDK, con una durata di almeno 9 mesi di sintomi, con una frequenza minzionale aumentata, con minzioni notturne disturbanti il riposo e il ritmo sonnoveglia, con una capacità d'organo spontanea ridotta e con questo dolore di caratteristiche pressorie, altre volte viene definito con le caratteristiche di un nido di formiche rosse, mi ricordo di una definizione di una mia paziente, con l'urgenza minzionale, con questo stimolo insopprimibile, incoercibile di dover precipitarsi in un gabinetto, e con alcuni reperti endoscopici o istopatologici che vedremo.
Quindi è una malattia spesso sottodiagnosticata, in cui le manifestazioni, lo ricordo, sono caratterizzate dal dolore pelvico, che ha caratteristiche, peculiarità di descrizione molto suggestive, con sintomi abbinati alla disfunzione del basso apparato urinario, con alcuni sospetti che vanno tenuti presenti dal medico, come ad esempio la minzione notturna in una giovane donna è sicuramente da tenere presente come elemento di patologia, in cui l'altro elemento, soprattutto per le giovani donne sessualmente attive, è la dispareunia, cioè il dolore durante l'amplesso, dolore durante il coito. C'è una stretta associazione con altre condizioni croniche che si contraddistinguono dal dolore, e la malattia non ha una causa definita e riconosciuta, e presumibilmente ci sono dei meccanismi che, alla base, che riguardano appunto la struttura della parete che qui vedete rappresentata. Quindi una categoria che comprende, secondo un sistema di insiemi, il dolore pelvico cronico in senso lato, la sindrome del dolore pelvico con i sintomi viscerali associati, la sindrome del dolore vescicale, e una categoria a sé, la più grave se vogliamo, è quella della malattia ulcerosa, cioè dell'ulcera in vescica. Alla base di questi elementi patologici ci sono delle cellule del sangue, i mastociti, che hanno delle funzioni particolari che intervengono nell'ambito immunitario, dell'omeostasi, dell'equilibrio immunitario dell'organismo. Si collocano come importanti mediatori stimolati da fattori anche banali, traumatismi meccanici, infezioni, variazioni termiche o climatiche, il caldo, il freddo, però vediamo ad esempio anche l'azione e la suscettibilità alla risposta cellulare allo stimolo estrogenico. Queste cellule hanno delle funzioni fisiologiche normali, presenti come sottotipi nelle mucose, cioè nei tessuti di rivestimento dei visceri, o a livello del connettivo, dell'impalcatura quindi di questi visceri. Hanno un ruolo, dicevo, nell'equilibrio della riparazione tissutale, nel sistema nervoso, nella produzione, nella proliferazione di vasi capillari, là dove la condizione deve procedere alla irrorazione sanguigna dei tessuti, nell'immunità adattativa per quello che riguarda alcune risposte particolari, e nell'immunotolleranza. Fenomeni che potrebbero andare, che ne so, dal trapianto d'organo fino alle patologie autoimmuni, ma questo è l'esempio di come queste cellule virano quando la loro funzione non viene adeguatamente regolata, e allora si scatena la patologia, che va dalle manifestazioni allergiche nella fase acuta, gli eritemi, l'edema e via dicendo, il broncospasmo, l'edema respiratorio, fino a fasi più tardive o a fasi croniche, scusate, con manifestazioni asmatiche, di rinite allergica, di dermatite atopica, di rinocongiuntivite, eccetera. Però ci sono condizioni anche diverse, come il morbo di Crohn a livello intestinale, o condizioni ancora più comuni come la sindrome del colon irritabile, tutta la gamma delle patologie autoimmuni, e patologie ematologiche di interesse prevalentemente ematologico è la mastocitosi, fino alle patologie cardiovascolari e ad altre condizioni anche di ordine oncologico, e la cistite interstiziale come sindrome del dolore vescicale. In questa alterazione della fisiopatologia di queste cellule ci sono dei meccanismi che attivano dal punto di vista recettoriale, chimico, questi elementi cellulari, e a loro volta producono delle sostanze che fungono da neuromediatori. Il tutto poi si traduce in una infiammazione neuroimmunoendocrina che si automantiene ed esce completamente al di fuori dal controllo di regolazione naturale delle funzioni cellulari, delle funzioni tessutali. Qui non mi soffermo tanto perché il concetto viene espresso meglio qua, perché da questo schema, dove al centro vediamo collocate queste cellule,
nella interazione di questi sistemi recettoriali possiamo avere manifestazioni di organo ed apparato che il medico qualche volta non pensa che possano essere fra loro connesse, fra loro collegate. Vanno dalle manifestazioni cardiovascolari, che ne so, delle turbe del ritmo cardiaco, l'ipotensione, a manifestazioni dell'apparato digerente, crampi addominali, ho indicato in rosso quelli più comuni nella malattia urologica, manifestazioni dell'eritema, del prurito, dell'orticaria a livello cutaneo, la stanchezza o il malessere generale, manifestazioni respiratorie, manifestazioni neurologiche che vengono anche banalizzate come stati d'ansia o stati depressivi, però attenzione, l'insonnia o l'emicrania, soprattutto l'emicrania essenziale, hanno una base in questi meccanismi cellulari, per poi parlare anche di questa dolenzia muscoloscheletrica che viene riportata da queste persone. Queste cellule poi nella vescica hanno un loro ruolo nel produrre dei difetti, delle alterazioni, delle lesioni della parete cellulare, sia dal punto di vista della superficie della vescica, sia dal punto di vista dell'interstizio. E i criteri per definire questo processo sono indicati dalla Società Mondiale di Settore e bisogna considerare che dal punto di vista microscopico una colorazione qualunque non ci fa vedere assolutamente nulla, una colorazione specifica di un piccolo frammento di vescica, di biopsia vescicale, mette in evidenza con questa colorazione queste cellule che producono questi, potremmo definire, veleni e poi liberati nell'interstizio con quei processi di alterazione strutturale dei tessuti. In tutto ciò vengono coinvolte le fibre sensitive, i recettori della vescica attraverso fibre che veicolano stimoli di dolore acuto oppure di sensibilità termica o pressoria, e altre fibre, le fibre C amieliniche, che sono a lenta trasmissione e sono responsabili di un dolore persistente, indefinito, mal definito, e al successivo processo di incendio di tutte queste fibre periferiche che vengono convogliate nel sistema nervoso centrale attraverso le vie spinali. Vado veloce su queste teorie del ciclo del dolore perché qui il discorso sfuma un po' nell'ambito muscolare e vascolare, per rimanere invece nel quadro della ipersensibilità neuropatica pelvica per dimostrare la complessità della cascata di eventi che parte da un banale danno vescicale, pensiamo a una cistite qualunque, una cistite occasionale, la classica cistite nella giovane donna da luna di miele o post-coitale, che porta a una lesione. In questa lesione dell'epitelio, del tessuto di rivestimento vescicale, si attiva questa rete sensitiva che a sua volta produce un'attivazione neuropatica che viene convogliata nel midollo e porta alla patologia come malattia sensitiva, malattia della sensibilità, con quelle sindromi che avete visto, dolorose, viscerosomatiche, viscerali, di cui abbiamo alcuni, ho citato alcuni esempi, la cistite interstiziale, ma il dottor Celia avrà modo sicuramente di citare la fibromialgia, la vulvodinia o da altre condizioni. In ogni passaggio di questo schema noi abbiamo la possibilità di definire attraverso indagini diagnostiche il livello o il grado di compromissione del sistema. Un sistema che va inteso in senso di un'omeostasi, cioè di un equilibrio, ho già citato, nell'area pelvica e dell'area pelvica in particolare, però vediamo anche il coinvolgimento di quegli altri organi che forse dal punto di vista ginecologico o perché no anche dal punto di vista urologico nessuno si metterebbe, si porrebbe il problema di collegare fra loro, l'emicrania con la cistite ad esempio. Quindi abbiamo nei criteri diagnostici di questa patologia subdola, abbiamo degli elementi clinici, il dolore descritto topografico con i sintomi associati. Le indagini sono indagini urologiche standard che nel senso fanno parte della prassi ordinaria e non c'è alcun marcatore biologico, nessun esame del sangue che possa dire
con una risposta sì o no la presenza della malattia. Bisogna ragionarci sopra, soprattutto in considerazione del fatto che queste condizioni patologiche vanno spesso a braccetto. Qui ho citato la comorbilità con una lista di condizioni, tra cui è ovviamente sottolineata l'endometriosi, ma potrei ricordare la tiroidite, la sindrome del colon irritabile, la sindrome della stanchezza cronica, già citata la fibromialgia e via dicendo. E la diagnosi deve essere pensata e formulata facendo la differenziazione da quelle condizioni che possono mimare questa patologia. Pensiamo ai tumori della vescica, ma anche alle infezioni urinarie persistenti, refrattarie o recidive, dati anamnestici di pregressa radioterapia ed altre condizioni che potrebbero andare dalla calcolosi alla banale vaginite comprendendo anche ovviamente patologie dell'ambito maschile. Salterò molte cose di questo tema per porre quelli che sono gli obiettivi di un trattamento di una patologia così insidiosa, soprattutto considerando il pattern menzionale di queste persone, alcuni riferimenti numerici che danno un giudizio, possono dare un giudizio sul grado di compenso dell'apparato. È mandatorio il trattamento del dolore, quindi è un concetto che va tenuto comunque presente, un concetto dominante, e alcuni aspetti collaterali che possono essere la defecazione, i problemi della defecazione a livello del comparto posteriore, quindi, oppure aspetti come l'accettazione di sé, nella vita di coppia, nel lavoro e via dicendo. Questa è un'immagine endoscopica in cui si dimostra, si vede chiaramente questi sanguinamenti, sono delle petecchie di questi capillari fragili che nascono dall'interstizio e in una parete che perde la sua elasticità e la sua plasticità sanguinano facilmente con la distensione dell'esame. Dal punto di vista terapeutico, non essendoci una causa definita, anzi essendoci un concorso di più cause, l'approccio terapeutico deve essere per forza un approccio terapeutico multimodale, da qui appunto il discorso sulla multidisciplinarietà e sulla transdisciplinarietà. Noi ci riferiamo a delle linee guida, quindi c'è un algoritmo ufficiale di trattamento, secondo dei livelli progressivamente impegnativi e crescenti di approccio per trattamenti conservativi, per terapie endoscopiche, per terapie di neuromodulazione. Sono tutti aspetti validati dal punto di vista della medicina basata sull'evidenza e quindi vengono cassati, se non proprio tenuti presenti in maniera molto marginale, protocolli sperimentali, ma attenzione, trattandosi di malattia rara, protocolli sperimentali di grandi numeri sono decisamente impossibili. Abbiamo queste criticità sulle quali vorrei far riflettere tutti voi per quelli che sono, ahimè, non solo per l'endometriosi, ma per altre patologie come la cistite interstiziale, il dolore vescicale, i ritardi diagnostici, i problemi che possono essere fuorvianti con una diagnosi che tarda ad arrivare perché non vengono adeguatamente compresi, capiti quei sintomi refrattari, recidivi e ricorrenti, perché vengono svalutate condizioni cliniche palesi, evidenti, la stanchezza cronica, sarà il periodo, perché il quadro clinico viene banalizzato, si tratta di una semplice cistite, oppure si tratta del solito dolore mestruale che si sa la donna deve poter patire, deve poter sopportare. Arrivando ad argomenti, a temi e ad aspetti un po' fastidiosi, almeno per me, quando ci si trova davanti atteggiamenti dal punto di vista scientifico, dal punto di vista clinico, di carattere negazionismo. La malattia non esiste, questo problema non c'è, è frutto di immaginazione, se non c'è nulla da operare la malattia è di origine psicosomatica e il dolore bisogna tenerselo. Così il paziente non viene preso in carico ufficialmente in un centro che abbia questa cultura di affrontare casi ostici, casi difficili, vengono praticate terapie che
come psicoterapia, agopuntura, fitoterapia, riflessologia, ipnosi e via dicendo, che non vengono negate, non vengono, come dire, disattese anche dal punto di vista della medicina ufficiale, però devono essere come dire, contenute in un ruolo ausiliario, in un ruolo adiuvante, ancillare, e non essere considerate la terapia di riferimento per delle patologie che invece hanno delle basi specifiche, basi che devono essere affrontate in questo che è il nostro gruppo di lavoro qui all'ospedale di Pordenone, in senso inter e transdisciplinare, con le figure che vedete qui elencate, che a modo loro ognuno porta come contributo il punto di vista che deve essere poi analizzato, deve essere poi tradotto in termini pratici in una visione olistica del problema e del caso. Credo di aver finito, vi ringrazio per l'attenzione, scusate se ho sforato un po'. No, no, dottore, anzi, saremmo stati tutti ad ascoltarla per ore perché è stato molto interessante, soprattutto la parte dei mastociti come appunto ruolo fondamentale nel, diciamo, nell'accendere il meccanismo di tante patologie. Giusto per tirare le fila, noi abbiamo parlato quindi di dolore viscerale provocato da non solo l'endometriosi ma anche altre patologie croniche. Giusto? Si tratta quindi di un mondo estremamente complesso. Spesso la chiave per la diagnosi e per capire a che cosa siamo di fronte è l'analisi urologica, quindi se non sbaglio, cioè lo specialista di riferimento dovrebbe essere l'urologo che lavori in equip con altri specialisti. È corretto, giusto per tirare le fila di quello che ho sentito? Sì, no, e questo è sicuramente l'approccio premiante, l'approccio vincente, quando più cervelli, più discipline si confrontano fra di loro e ognuno porta il proprio punto di vista, la propria opinione davanti a fatti, davanti a situazioni inequivocabili dal punto di vista strumentale, dal punto di vista laboratoristico, pensiamo alla diagnostica per immagini. È il processo culturale, Barbara, che è diverso, è l'approccio mentale che è diverso, per cui bisogna per forza sconfinare un po' nel campo altrui, considerando che nell'area pelvica abbiamo questo ecosistema in cui organi ed apparati devono funzionare in maniera reciproca. Quindi si influenzano in maniera reciproca. Pensiamo ad attività riflesse per cui un problema nasce nel basso apparato urinario ma si traduce a livello intestinale e viceversa. Quindi sì, direi che è fondamentale questa mentalità per arrivare a trovare il giusto posto ad ogni tassello. Ecco, prima di passare al dottor Celia, parlando appunto di multidisciplinarità, ci tengo a farle una domanda che ci è arrivata da una gentile paziente, si chiama Sara. La faccio a lei perché parla di un importante intervento chirurgico a livello di vescica e racconta di una sensazione di vescica piena quando invece durante delle ecografie le è stato riferito che la vescica è piena a 1/3. Quindi c'è questa non sensibilità al riempimento della vescica e quindi la corsa per andare in bagno quando non sarebbe necessario. Che cosa possiamo dire? Un commento. Un commento. Allora, possiamo usare un aforisma urologico che dice che la vescica è un bad witness, è un cattivo testimone di se stessa, quindi le manifestazioni di sintomi o di sensazioni che essa dà vanno studiate, vanno inquadrate dal punto di vista funzionale. Posso pensare di avere un'incontinenza urinaria e invece ho una ritenzione urinaria e l'urina viene fuori per rigurgito, come un vaso troppo pieno con un meccanismo cosiddetto da overflow. Ecco che evidentemente si sposta completamente la dimensione la portata, cioè del problema, anche dal punto di vista terapeutico, soprattutto perché non dovrò dare farmaci per l'incontinenza, ma dovrò usare un catetere. La sensibilità è la patologia di questa, è la manifestazione di questa patologia. Ho parlato appunto di disordini della sensibilità, una malattia di carattere sensitivo. Abbiamo fibre sensitive e fibre motorie nell'innervazione periferica e centrale dell'area pelvica. Bisogna appunto
capire in che misura e in che entità questa sensibilità è stata abolita o è stata parzialmente ridotta o anche sostituita da un'altra sensibilità più vaga, più generica, che può arrivare a essere una sensibilità talmente fastidiosa da non lasciare neanche una breve pausa nella giornata, ed è il riferimento a quello che ho detto prima in senso un po' tecnico, il cosiddetto tenesmo vescicale, la sensazione di avere la vescica sempre ingombra di urina e poi invece non esiste assolutamente niente come contenuto al suo interno, oppure se esiste, esiste in quantità molto ridotta. Noi vorremmo riuscire a far passare il messaggio a Sara o ad altre persone interessate su questi aspetti della sensibilità, che è patologia soggettiva, perché quello che sente Sara non lo sento io e nessuno dei presenti, e quindi il concetto clinico deve basarsi sulla traduzione numerica di quello che è la sensazione o la sensibilità riferita, abolita, percepita, deviata o trasformata. La traduzione numerica porta a un inquadramento fisiopatologico ben definito. Abbiamo conoscenze di carattere funzionale che ci aiutano appunto a spiegare questi. Bene, quindi approccio multidisciplinare ma anche diagnosi personalizzata e anche terapia personalizzata, dottor Celia, è corretto? Parliamo quindi di dolore muscolare a livello del pavimento pelvico. Sì. Prego. Allora, vediamo se riesco a condividere anch'io la presentazione. Si vede? Voi riuscite a vedere la presentazione? Sì. Sì. Allora, niente, io parlo della parte muscoloscheletrica e faccio una premessa per intanto cercare di capire cosa c'entra il fisiatra, chi è il fisiatra, cosa fa generalmente, no? Allora, il fisiatra generalmente è un medico specialista in medicina fisica e riabilitazione, che a differenza degli specialisti d'organo che si occupano della malattia e dell'organo malato, tende ad avere una visione olistica della persona in toto e non del singolo organo malato e né della malattia. Sicuramente il fisiatra ha delle competenze cliniche diagnostiche per quanto riguarda le disfunzioni muscolari, la gestione del dolore e la gestione dei casi complessi. Però una delle peculiarità della specialità è proprio questo del lavoro in team multidisciplinare. Il fisiatra non lavora quasi mai da solo, anche nella gestione delle problematiche neurologiche, ortopediche, più frequentemente che ci troviamo a trattare. Non lavoriamo quasi mai da soli, ma lavoriamo insieme a delle altre figure mediche, specialisti di altre branche, ma anche figure non mediche, quali i fisioterapisti, i terapisti occupazionali, il neuropsicologo, la logopedista, l'assistente sociale, eccetera. Quindi il lavoro in team è quello che poi ci permette di arrivare a quella che è la presa in carico globale della persona, dove per presa in carico globale ci avvaliamo dello strumento fondamentale del mondo della riabilitazione, che è quello del progetto riabilitativo individuale, che è una sorta di sintesi degli obiettivi a breve e medio termine che vogliamo raggiungere attraverso una serie di programmi riabilitativi e terapeutici. Come mondo della riabilitazione siamo abituati a parlare appunto non della malattia in generale, ma delle sue conseguenze, e si è sempre parlato di menomazione che la malattia comporta e di disabilità che le menomazioni comportano e di eventuale handicap che le disabilità possono portare. Se vogliamo parlare in termini più moderni, cioè in termini di ICF, cioè sarebbe l'International Classification on Function, ci si baserebbe di più adesso a gestire un po' la componente della funzione più che della malattia. Infatti, come vedete, invece che parlare di menomazione, si parlerà di limitazione eventualmente delle funzioni, limitazione funzionale, invece che parlare di disabilità e attività, invece che di handicap,
relazionale. E per quanto riguarda anche il pavimento pelvico, non lo intendiamo come organo malato o come organo anatomico, ma come un'entità funzionale. L'entità funzionale nel senso un insieme di strutture anatomiche che lavorano insieme, anche loro in team, se vogliamo, in sinergia, che per svolgere queste funzioni note, la funzione urinaria, la funzione fecale, la funzione sessuale, riproduttiva e la funzione statica e statico-dinamica. Per quanto riguarda quest'ultima, diciamo che faccio questa introduzione per arrivare poi alle disfunzioni muscolari, che sono quelle che ci interessano oggi. Il pavimento pelvico durante il passaggio evolutivo in stazione retta si è trovato ad essere la parte più declive, più bassa della cavità addominale e a dover sostenere tutto quello che ci grava sopra, cioè i visceri pelvici, in particolare la vescica, l'utero e l'intestino, che sono sostanzialmente appoggiati, sostenuti in questa che ci piace immaginarla come un'amaca tesa tra le ossa del bacino su cui questi visceri vi sono appoggiati. Il pavimento pelvico, appunto, nell'evoluzione dell'uomo e della donna ha dovuto irrobustirsi per poter sorreggere questo peso e queste pressioni che vi gravano sopra. E durante questo rinforzo, però, ha dovuto mantenere quella che è una caratteristica antitetica della robustezza, cioè quella della elasticità che ci serve sempre per permettere il passaggio del feto attraverso il canale del parto. E quindi noi parleremo di disfunzioni muscolari quando ci troviamo a che fare con un muscolo che non funziona come dovrebbe, cioè un'alterazione del muscolo rispetto al suo corretto comportamento fisiologico. Vi ho nominato, ma adesso non sto chiaramente a parlarvi di anatomia, ma il pavimento pelvico immaginatelo come questa linea rossa, questa amaca ancorata tra la sinfisi pubica e il sacro, su cui sono appoggiati appunto i visceri pelvici. E attraverso questa amaca fuoriescono attraverso i loro canali di uscita, cioè l'uretra, il retto e la vagina. Abbiamo una serie di condizioni patologiche ma anche fisiologiche che possono nel tempo comportare un'alterazione delle fibre muscolari del pavimento pelvico. Se pensate a tutte le condizioni che fanno ad aumentare lo sforzo, il peso, la pressione sull'amaca muscolare, cioè la gravidanza, la stipsi cronica, l'obesità, gli esiti della chirurgia oppure la tosse cronica, possono comportare un'alterazione nel senso dell'allungamento delle fibre muscolari, un assottigliamento del muscolo e del connettivo e anche un'alterazione della loro innervazione. E quello che è più noto dal punto di vista delle disfunzioni muscolari nel pavimento pelvico è quando il muscolo funziona poco o funziona è debole, si è indebolito, cioè un'ipostenia dei muscoli elevatori che sono i principali che ci interessano, oppure uno stiramento, un allungamento dei sistemi di sostegno ligamentosi. Vedete proprio c'è l'esempio dell'amaca, a un certo punto può cedere comportando quelli che possono essere i prolassi. Però quello che ci interessa di più oggi e di cui dobbiamo parlare non sono tanto le disfunzioni muscolari da ridotta o assente attività muscolare, dove i muscoli non si contraggono quando devono e quindi possono comportare dei sintomi come le incontinenze in particolare, ma ci interessa in particolare questa cosa. Il perineo, i muscoli del pavimento pelvico possono funzionare troppo, cioè possono non rilassarsi, oppure possono contrarsi quando si dovrebbero rilasciare, oppure non sono coordinati nel processo di contrazione e rilasciamento. E qui abbiamo poi sintomi contrari rispetto a quelli da ridotta attività, ovvero problemi di svuotamento, come abbiamo già detto prima, ed in particolare il dolore. Ecco, questo l'ho già detto sostanzialmente. Vi parlo del dolore, che è un po' il tema caldo di oggi, no? Che dolore abbiamo in seguito a una disfunzione del muscolo? Generalmente è un dolore comune nel senso del muscolo somatico, però generalmente è un dolore profondo, spesso poco localizzabile, generalmente risponde alla pressione profonda o alla contrazione del muscolo e tante volte può essere riferito, proiettato a distanza dalla sede di dolore muscolare
traumi, contratture, alterazioni neurologiche, non sto a dire tutto. Importanti queste ultime cose, anche traumi ripetitivi minori, cioè stare seduti su una sedia scomoda per tanto tempo, andare in bicicletta, fare degli sforzi eccessivi, oppure anche sostanzialmente è quello che viene definito dalla Società Internazionale dello Studio del Dolore, quell'esperienza spiacevole, soggettiva, che però deriva da un'alterazione dello stimolo, cioè il sistema nervoso centrale normalmente ci deve avvisare, proteggere da uno stimolo potenzialmente nocivo e quindi si comporta da segnale d'allarme per avvisarci che è successo qualcosa. Esempio tipico da libro è: mi tiro una martellata sul dito e il segnale dal dito arriva alla mia corteccia e mi fa capire che è successo qualcosa, quindi io come conseguenza protettiva per il mio corpo ritiro il dito e mi proteggo. Quello che cambia invece nel dolore cronico è che questa è tutta un'altra cosa, cioè il dolore cronico non è più un sintomo d'allarme, non è più un campanello d'allarme, ma è una patologia a sé stante che, e questo è fondamentale capirlo, persiste anche quando lo stimolo che l'ha provocato inizialmente, o l'organo malato, o la causa iniziale che ha generato il dolore, è stata rimossa. Cioè noi possiamo continuare a avere dolore anche avendo eliminato la causa. Se facciamo l'esempio paradossale, l'esempio tipico è quello della sindrome del dolore dell'arto fantasma. Se noi abbiamo una gamba che ci fa male e per qualche motivo ci amputano la gamba, noi continueremo a sentire la gamba, e non solo sentire la gamba, sentiamo il dolore che avevamo a quella gamba. E questo perché avviene? Perché quello che si altera è il sistema del controllo del dolore, cioè una serie di riarrangiamenti strutturali e funzionali dei mediatori e delle vie di comunicazione del dolore vanno in tilt. Cioè il sintomo, il dolore, lo stimolo doloroso che parte dal bacino, in questo caso dalla pelvi, che arriva alla corteccia cerebrale, viene modulato lungo il suo tragitto ascendente da una serie di sistemi di controllo inibitori e eccitatori che portano alla coscienza un segnale pulito e filtrato. Quello che salta, cioè va in tilt nel momento in cui subentra una patologia da dolore cronico, quindi un dolore cronico, è che il sistema di controllo non funziona più. Cioè, quindi il dolore cronico non è una patologia periferica, ma è una patologia del sistema nervoso centrale, se vogliamo, legata a una disfunzione del suo sistema di controllo. E in particolare ci interessa sapere che anche un muscolo ipertonico, cioè che si contrae, che rimane contratto o che non si rilascia, spesso può essere un trigger, cioè uno stimolo ripetuto di automantenimento del dolore, che poi alla coscienza verrà cronicizzato. Non parlo dei trigger point, ma sostanzialmente pazienti con dolore pelvico cronico spesso presentano questi punti dolorosi che sono ben localizzati secondo mappe ben studiate da autori già dell'Ottocento. Troviamo dei punti dolorosi in determinati luoghi che andiamo quasi a trovare alla cieca, e da questi punti trigger può generare e automantenersi un dolore, proprio perché la genesi del trigger aumenta il tono di base dei muscoli. Questo può comportare una serie di complicanze, come vedete da questo schema abbastanza complesso, vascolari, microvascolari, metaboliche, biomeccaniche, che automantengono la disfunzione muscolare, portando alla comparsa dei poi sintomi urologici, proctologici e sessuali. Quello che vi abbiamo già accennato è che la gestione del dolore cronico e del dolore pelvico cronico in questo caso è una gestione complessa, ma è una gestione che può arrivare a qualche risultato solo se intanto capiamo
patogenesi, ma soprattutto se lavoriamo non ognuno nel suo mondo, come vedete nella figura di qua, ma tutti insieme cercando di condividere poi le informazioni. Questa è un po' una ripetizione di quello che vi ho già detto, ma questo è importante aver capito questo concetto, che è il concetto chiave, secondo me, delle due cose che vi sto dicendo. Non è l'organo malato che ci porta al dolore cronico, ma sono meccanismi di sensibilizzazione centrale e periferica, che si chiamano così, cioè sono alterazioni strutturali, mediatori rilasciati sia in periferia sia al centro, cioè sia alla corteccia cerebrale lungo il sistema nervoso centrale, che automantengono il dolore e possono spiegare, come ha detto il dottor Ostardo, tutta una serie di patologie croniche da dolore cronico, come le algodistrofie, la fibromialgia, le vulvodinie, l'intestino irritabile, il disturbo post-traumatico da stress e altre che abbiamo nominato. Questo l'abbiamo già detto. E la fibromialgia, da fisiatra ce ne occupiamo in quanto i pazienti arrivano da noi con dolori di tutti i tipi e spesso poi possono avere una sindrome del dolore somatico diffuso, no? La fibromialgia è per noi patologia, noci sistema del dolore, sostanzialmente disregolazione, cioè quindi vuol dire è una patologia dovuta all'alterazione della regolazione del sistema del dolore, del controllo del dolore. Anche nell'endometriosi non vi riesco ad insegnare nulla, però si è visto che tra i meccanismi che abbiamo nominato di sensibilizzazione periferica e di sensibilizzazione centrale ci possono essere diverse ipotesi patogenetiche, una è che possono essere cause degli stimoli nocicettivi che poi cronicizzano. Una causa può essere quella dell'innervazione diretta delle lesioni endometriosiche attraverso la germinazione di fibre, di microfibre sensitive e simpatiche, ma poi si è visto che sia nel liquido peritoneale con endometriosi ci sono alti livelli di queste interleuchine infiammatorie, l'interleuchina 1, l'interleuchina 6, il tumor necrosis factor, questi mediatori sensibilizzano ripetutamente i nocicettori e questi a loro volta abbassano la loro soglia di attivazione. Questa si chiama appunto sensibilizzazione periferica, cioè i recettori si sensibilizzano e rispondono per stimoli sempre meno importanti. E questa sensibilizzazione periferica a sua volta comporta un rilascio di altri mediatori, una rimodulazione anche dei recettori, che porta a un bombardamento di stimoli che salgono verso la corteccia del sistema nervoso, dell'encefalo, dando informazioni sempre nocive e la corteccia a sua volta si deve in qualche modo difendere, rimodulandosi, riorganizzandosi e quindi portando a quel processo di sensibilizzazione centrale che però starà poi alla base della cronicizzazione del dolore. Non vado tanto a fondo su quello che facciamo noi, ma quello che quando arrivano i pazienti con dolore cronico, dolore pelvico cronico, come per altre condizioni, ci indirizziamo verso una valutazione abbastanza approfondita sia sulla parte anamnestica, su tutti gli ambiti potenzialmente disfunzionali, neurologico, muscoloscheletrico, urologico, ginecologico, sessuologico, proctologico, senza tralasciare quelli che sono gli aspetti legati alla qualità di vita. Valutiamo alcuni aspetti che abbiamo imparato dai neurologi, la forza, i riflessi, il tono, la sensibilità, alcune cose che abbiamo imparato dagli ortopedici, la valutazione della statica, della postura, ipercifosi, cioè alcune condizioni che possono comportare alterazioni croniche dei muscolo scheletrico, che poi può comportare degli squilibri anche sui muscoli del bacino e del pavimento pelvico. Valutiamo quello che può essere la componente disfunzionale dei muscoli profondi del pavimento pelvico, che sappiamo essere disposti in strati, dividiamo generalmente in tre strati: superficiale, profondo e intermedio, che andiamo a testare anche con l'esame obiettivo, e valutiamo il dolore attraverso alcuni tipi di strumenti più o meno soggettivi. Io utilizzo in particolare questo che è un questionario abbastanza impegnativo per le pazienti. Sono questionari che vengono
dati ai pazienti, alle pazienti, che si compilano poi a casa e ce lo riportano con calma. Sono circa una decina di pagine dove si indagano diversi aspetti che magari in una visita per quanto approfondita di 20 minuti, mezz'ora, un'ora, 2 ore, tante volte non riusciamo a esplorare tutti gli aspetti, che possono essere la storia familiare, le abitudini, eventuali meccanismi di coping, di protezione, meccanismi che possono alleviare, peggiorare il dolore. Comunque è un questionario che valuta sia il dolore pelvico che il dolore somatico e ci mette insieme tutte le informazioni ostetriche, demografiche, familiari, le abitudini voluttuarie, la storia di eventuali abusi, eccetera. Da queste informazioni poi possiamo trarre ulteriori conclusioni rispetto alle idee che ci eravamo fatti. Si mettono insieme le informazioni, si stila un progetto, come dicevamo all'inizio, e cerchiamo di dare delle linee di trattamento che per il dolore cronico si basa sostanzialmente su 4 aspetti: i farmaci, la riabilitazione, alcune tecniche psicologiche di coping o di gestione del controllo del dolore, ed eventualmente un approccio occupazionale. 2 secondi sulla riabilitazione. La riabilitazione, che è la mia branca, poi può proporre nella gestione del dolore cronico, del dolore pelvico cronico, una serie di modalità di intervento, tante volte che debbono essere provate in simbiosi, in sinergia tra di loro. Non tutte fanno bene a tutti, alcune tecniche saranno più efficaci in alcune persone, altre non avranno beneficio da queste tecniche. Chiaramente il trattamento deve essere individualizzato anche sulla base di quello che uno può aver già provato in passato, e partono dalla terapia fisica di vario tipo, dalle elettrostimolazioni endocavitali con le sonde vaginali o seminali, la SANS, la stimolazione magnetica, il biofeedback, l'agopuntura, cioè tutte le terapie fisiche sostanzialmente, a tecniche di rilassamento muscolare, di stretching o di kinesiterapia, volta non alla gestione del rinforzo del pavimento pelvico, cosa che in alcuni centri ancora vediamo pazienti con dolore cronico, con dolore pelvico cronico, che vanno a fare la classica fisioterapia perineale, dove gli propongono gli esercizi di Kegel, che sono gli esercizi di rinforzo che si utilizzano molto correttamente in quando uno ha un'incontinenza, ma sono, diciamo, quello che non andrebbe fatto quando uno ha dolore. Poi ci sono altre tecniche, le ginnastiche progressive, il massaggio profondo di Thiele, e poi tecniche più invasive che io non faccio, ma comunque sono previste, e sostanzialmente dobbiamo andare anche a cercare di correggere quelle che sono le eventuali cattive abitudini sfinteriche, lavorando sugli stili di vita. Basta, ho finito. Dottore, grazie per questa corsa. Io devo dire che lei è stato veloce, esaustivo, però mi sento un po' malata anch'io adesso, perché abbiamo parlato di dolore, di sintomi, di tante patologie correlate. Davvero è una galassia di sintomi, di problemi, e occorre quindi a questo punto una galassia di interventi, giusto? Però le dico, le domande che arrivano dalle nostre pazienti sono prevalentemente orientate sul problema dell'incontinenza. Evidentemente è socialmente impattante, è un grosso problema. Io non la sento, dottore. Voi sentite? Voi sentite il dottore? Sì? Sto zitto? Ok, no, adesso il dottor Stardo sì. No, chi vuole commentare il problema appunto dell'incontinenza così sentito e così Sì, commentato? Cioè, appunto c'è Sara. Sara dice: poi basta, non vi chiedo più niente. Ha fatto 3 domande a raffica, io vi riporto quella sull'incontinenza appunto come problema sociale impattante. È una tisana che ha gonfiato all'improvviso la pancia, un dolore terribile, non riesce a muoversi. Ecco, poi ognuno riporta il piccolo caso personale, non so se riuscite a rispondere a questo in particolare, ma un commento sull'incontinenza penso sia importante. L'incontinenza sicuramente, per quanto riguarda la parte della riabilitazione del pavimento pelvico, è una branca di nicchia che è nata qua vicino, tra l'altro. Cioè chi ha iniziato a occuparsi di riabilitazione del pavimento pelvico è stato
colleghi di Udine generalmente, che hanno iniziato a capire che forse chi aveva un'incontinenza poteva fare qualche cosa per migliorarla, lavorando sui muscoli. La riabilitazione perineale sostanzialmente nel gran parte degli altri paesi, anche d'Europa, ma anche in Italia, è nata sul trattare l'incontinenza urinaria più che fecale, ma poi si è allargata anche sul trattamento dell'incontinenza fecale, ed è quella che fa un po' da motore trainante nella riabilitazione perineale. Ecco, diciamo, la riabilitazione invece del dolore pelvico cronico, che ha alcune tecniche che vanno in parallelo con quelle utilizzate per l'incontinenza, è una cosa che viene trattata in meno posti in giro, insomma, che comunque non ha la stessa diffusione del trattamento delle incontinenze, però è assolutamente una cosa, il bisogno di trattamento di questo tipo di problemi è altrettanto impattante. L'incontinenza sicuramente è un problema forse più diffuso dal punto di vista epidemiologico e forse anche dal punto di vista della qualità di vita è altrettanto grave, importante, insomma. Ecco. Grazie dottore. Rossella, avevi qualche domanda da fare al dottor Stardo? Volevi intervenire? No, io purtroppo sto affrontando il problema dell'incontinenza, ovvero sia dell'urgenza mensilare. Non si sente, Rossella? Rossella, non sentiamo? Purtroppo questo è, ragazzi, non lo so. Abbiamo fatto di tutto. Ok, adesso si sente, abbiamo capito il tuo problema. Avevi una domanda in particolare? No, in particolare no, io sono dall'argomento perché lo sto vivendo. È chiaro. È chiaro. Che mi sta dando una mano e la cura farmacologica che ho adottato mi sta aiutando in modo significativo. Vero è però che questa cosa si ripresenta nel momento in cui anche la parte... Rossella, non sentiamo? Tu Barbara hai capito? No, Traduci posso tu. Ok? Sì, Rossella appunto diceva che il trattamento farmacologico funziona, però appunto dicevi in realtà occorrono anche altre terapie, giusto? Diciamo che intervengono tanto gli ormoni in questo caso, parlo per me stessa. Ecco, ma mi sembra che comunque il tema sia estremamente complesso e difficile. Certo. Ecco, e poi confermo la necessità di multidisciplinarietà. Certo. No, volevo riportare invece una domanda prima di chiudere, se sei d'accordo Sonia. C'è una paziente che chiede se il protocollo di sicurezza, magari non so se può rispondere il dottor Stardo, se il protocollo di sicurezza per il rischio di contagio del Covid, prevedendo la tutela dei lavoratori maggiormente sensibili, prevede anche un occhio appunto di riguardo per i pazienti con endometriosi. Avete quindi questa notizia di questa possibilità voi specialisti? Allora, per l'endometriosi non credo che ci sia una tutela del lavoratore, che invece l'Istituto della Previdenza Sociale, l'INPS, ha riconosciuto per i malati rari, cioè per le persone che sono affette da patologie rare, elencate nell'apposito elenco del Ministero della Salute, che vengono riconosciute, certificate e registrate come tali. C'era stata un'interrogazione al Consiglio di Stato da parte dell'INPS per l'applicazione di un codice per il lavoratore che poteva rimanere, come dire, in quarantena, assente dal lavoro, ma senza nessuna decurtazione dei contributi o dello stipendio. Questo codice però ha avuto la sua validità fino alla data del blocco nazionale e quindi adesso non è più praticabile.
Per l'endometriosi ci si trova davanti invece in una situazione un po' ibrida, perché la patologia è invalidante, è per certi versi devastante, di per sé o anche per le complicanze che vengono generate e definite dagli approcci terapeutici che partono in genere con un approccio di tipo chirurgico. Quindi non ha di per sé una tutela ai sensi di legge, se non per alcuni aspetti puramente morfologici, peraltro iniziali, che devono definire la patologia come endometriosi pelvica infiltrante e avanzata, endometriosi pelvica profonda infiltrante di stadio di grado elevato, però nell'epoca, nella fase dell'emergenza nazionale pandemica non c'era un preciso riferimento all'endometriosi in quanto tale, cosa che invece è stata praticata e fatta dal Servizio Sanitario Nazionale per i malati rari, in particolare. Quindi per quanto mi riguarda la cistite interstiziale per la patologia urologica riconosciuta nell'elenco, ma non per altre condizioni non rare. Grazie, infatti questo ha a che fare con tutto l'annoso problema del riconoscimento della malattia. Penso che tu, Sonia, abbia voglia sicuramente di dire qualcosa su questo. Ma dico poi che purtroppo mi dispiace di ribadirlo, ma sono qua da 20 anni, abbiamo veramente fatto negli ultimi anni, dal 2013-2012 in poi, veramente dei salti mortali, però non ancora abbastanza nel momento in cui ci ritroviamo in una situazione di emergenza, una malattia che comprende almeno 3 milioni di persone in Italia non sia assolutamente tutelati. E quindi questo è un grosso deficit per chi ha malattie croniche come questa, invalidanti come questa. Se siete d'accordo, dottori, vi mandiamo via mail le altre domande, poi ci rispondete, poi noi faremo copia e incolla con il vostro nome, se volete, in modo che possano avere una risposta alle donne che hanno, insomma, interagito con noi nella pagina Facebook. Ditemi se siete d'accordo. Ok, grazie infinite. Barbara, che dire? Cosa vorresti dire tu? L'ultimo stop. Ma in maniera un po' provocatoria, dove si trovano queste equip multidisciplinari, questi ospedali in cui farsi vedere da questa galassia? Lei, dottor Ostardo, parlava di una galassia di specialisti, ma anche a Pordenone mi sembra che comunque 4 o 5 necessari non ci siano, per esempio. Quindi sono isole felici che la povera navigante in questo mare in tempesta, dove le trova queste isole felici? Esistono dei centri di riferimento dove si può andare? A parte fare voi un lavoro culturale, noi per quello che possiamo, appunto, per far capire questo, ma dove si trovano questi centri? Questi centri vanno un po' cercati. Il lavoro principale qui grava prevalentemente sulle associazioni e sull'associazionismo, perché possono tracciare delle mappe sulla base di esperienze personali, d'accordo, individuali, senz'altro, però da verificare, da valutare con quelli che sono gli strumenti di aggiornamento previsti oggi anche con i sistemi informatici. Personalmente ritengo e sono un fautore della leadership del Servizio Sanitario Nazionale, quindi mi aspetto che negli ospedali, diciamo, di riferimento regionali ci sia la disponibilità di locali, di attrezzature, di strutture che possano rispondere a questi bisogni, a questi fabbisogni. Però bisogna sensibilizzare un po' l'opinione medica. Al pari del medico va anche preparato, formato l'infermiere e anche altri operatori sanitari, proprio per dare un contributo fattivo, attivo in queste realtà. Dove cercarle? Io sono sicuro che dal Brennero fino a Lampedusa si possono trovare dei centri che hanno queste potenzialità, e bisogna però che siano le autorità sanitarie anche a portare avanti una progettualità, un intento
volenteroso, con un po' di sacrificio, perché è evidente che ci sono dei costi sostenuti per affrontare queste tematiche, costi che non devono ricadere sul cittadino, sull'assistito, sulla persona, e devono poter trovare comunque una gestione quantomeno di primo o secondo livello, non dico di terzo livello avanzato, per questioni, diciamo, specialistiche in cui sono necessarie anche altre figure professionali. Dottor Celia, un breve commento da parte sua e poi ci salutiamo. Sì, anche noi l'esperienza che abbiamo a Pordenone sicuramente è una buona esperienza dal punto di vista numerico, nel senso che un po' grazie al dottor Stardo, che effettivamente è un accentratore di pazienti che hanno queste problematiche, per la sua competenza sicuramente ha dato moltissime risposte, quindi abbiamo un sacco di persone che vengono anche da lontano, e quindi questo sicuramente è un buon punto di partenza. Dopo abbiamo visto in questi anni girovagare pazienti un po' dappertutto, cioè c'è purtroppo il rischio, come si diceva, di fare quello che viene definito doctor shopping, cioè vagare da specialista a specialista, da centro a centro, per ottenere pareri e non risolvere mai niente, nel senso che poi alla fine spendere un sacco di soldi anche andando privatamente per avere opinioni di vario tipo, e poi non avere un filo conduttore o qualcuno che possa portare la persona verso una direzione, perché dopo si rischia di prendere sicuramente, avere le idee, confondere le idee, avere tantissimi input, e come abbiamo detto che il dolore cronico è un problema della modulazione degli input, anche tanti input che arrivano alla persona che gira e che ha, come si dice, tutta una serie di informazioni, spesso anche contrastanti una con l'altra, se non viene guidata fa fatica a uscirne sicuramente. Beh, oggi voi avete dato una lampante, diciamo, dimostrazione di quello che sono le malattie comunque rare, di quelle che sono le malattie come l'endometriosi, fibromialgia, cistite interseziane, vulvodinia e quant'altro, che sono presenti anche in un unico paziente, uno o più malattie, quindi avete un bel lavoro da svolgere effettivamente, e oltretutto queste pazienti hanno delle diagnosi tardive, troppo tardive, e quindi queste poverette per forza vanno a destra e a manca. Sorrido, ma davvero abbiamo migliorato nell'endometriosi, diciamo, di 2 anni la diagnosi tardiva, ma sempre da 9 siamo a 7, cioè quindi vuol dire che c'è ancora tanto lavoro da fare. Io comunque ringrazio specialisti come voi che date davvero l'anima sia a creare come dire, una relazione di oggi che sicuramente è di ampio spettro e effettivamente illumina, come ha illuminato anche Barbara, appunto quello che sono appunto tutte queste correlazioni, queste malattie di cui se ne parla troppo poco, come l'endometriosi. Barbara, che dire, salutiamo tutti, anche No, io Ross. vorrei spendere un secondo per la Sì? vostra associazione, tu non puoi incensarti, quindi non sarebbe educato, ma devo dire che fate un lavoro meraviglioso, e anche a sentire i medici dovete rimboccarvi le maniche sempre di più, Sonia, quindi Sì. avete bisogno sicuramente di altri soci, e speriamo di fondi. Devi organizzare qualche evento di raccolta fondi importante per sostenere il tuo lavoro e promuoverlo, insomma, ecco. Certo. E speriamo di riuscire a fare la prossima settimana un altro incontro, giusto? C'è un altro webinar. Sì, ve lo sapremo, diremo Sapremo la dire, data, sì. ci accordiamo, insomma. Bene, Ci devono ancora bene. dare, a fine settimana ci daranno l'ok. Grazie, grazie davvero. Grazie a tutti, ai nostri esperti, alle nostre volontarie. Grazie Sonia, buonasera. Grazie, grazie. Arrivederci. Ciao. Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao.